Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Kim è una delle migliori scoperte del Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma non solo. Il difensore si sta imponendo come uno dei calciatori più forti del campionato italiano di Serie A. Eppure c'è anche chi non stravede per il sudcoreano. Il riferimento è a uno dei decani del giornalismo campano, Francesco Marolda. Il cronista, preso di mira dai tifosi azzurri per i suoi giudizi su Kim, non ha ancora cambiato idea sulle qualità del forte giocatore azzurro. Ho preso tante bestemmie in passato perché ho osato dire che Kim non mi convinceva, ma ne sono ancora convinto. Ne prenderò altre ora affermando che contro lo Spezia ha disputato una partita normale. Non è stato sollecitato dagli attaccanti avversari. Le parole di Francesco Marolda ai microfoni di Radio Gol, su Kiss Kiss. Gigi De Canio, allenatore, ha commentato: sono quasi sempre d'accordo con te. Su Kim il coreano è stata una bellissima scoperta e non sta facendo rimpiangere Koulibaly, punto. È i fan di Azzurra d'accordo con Francesco Marola? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.